Non si può pagare l'IVA in una tassa che è già una tassa dovuta per le immondizie. Sono anni che se ne parlano, però nessuno fa niente. La rivolta esplode così, improvvisa, come una vampata di rabbia che incendia gli animi. La tassa sui rifiuti è la scintilla che fa esplodere la protesta. Sì, perché nella cartella inviata da Etra l'IVA viene conteggiata. Ma attenzione, non è dovuta. Non secondo la sentenza del 2012 della Corte di Cassazione, non secondo l'Unione Nazionale Consumatori del Veneto, non secondo i cittadini. È un'imposta sull'imposta che non è adeguata. Certo, ma questo è un principio generale che fa riferimento a un diritto del consumatore di non pagare due volte l'imposta. Ed è proprio questo il punto. Se quello sui rifiuti è un tributo, allora non è assoggettabile all'IVA. Eppure, Continuiamo a vedere che i gestori, in particolare l'Etra, continua ad applicare l'IVA sulla tassa rifiuti. E questo è un abuso, a parer nostro, non può essere fatto. per il cittadino che volesse la restituzione dell'IVA versata sulla tassa sui rifiuti, rivolgersi a una commissione tributaria probabilmente sarebbe scoraggiante, perché è antieconomico. Il costo è superiore al guadagno e poi non tutti sono disposti ad aspettare i tempi della giustizia. Si va avanti anni e anni e anni senza ottenere risultati. Per questo l'Unione Consumatori sta valutando un ricorso collettivo al Tribunale ordinario. Chiediamo che venga stornata l'IVA appunto sui rifiuti. Se il gestore ancora non lo farà, è chiaro che dovremo prendere dei provvedimenti a tutela dei consumatori e degli utenti.